Furti, spaccio e prostituzione. Il questore di Venezia, Vincenzo Roca, cambia strategia. Non più controlli a tappeto in via Piave negli edifici fatiscenti, diventati dormitorio di senza dimora, ma servizi mirati. Riguardo ai furti in casa e nei negozi e lo spaccio, polizia, carabinieri e guardie di finanza si muoveranno nelle zone nelle ore di maggiore allarme sociale. È stato deciso durante un vertice che si è svolto proprio a Santa Chiara. Per contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti, le pattuglie si concentreranno soprattutto a Marghera, negli esercizi pubblici noti per le frequentazioni equivoche e vicino alle abitazioni occupate da spacciatori o da loro amici. Un'attività che finirà con il colpire anche la prostituzione, dato che in molti di questi appartamenti, oltre alla droga, si trovano anche ragazze dell'est che vendono sesso dividendosi tra la strada e la casa chiusa. All'inizio di gennaio l'assessore Gianfranco Bettina ha consegnato una lista di 32 alloggi popolari, di cui 22 del comune e 10 dell'Ater, occupati abusivamente da italiani e stranieri per organizzare traffici illeciti. Una concentrazione di malavita che sta suscitando un forte allarme sociale nel quartiere. 12 alloggi si trovano ai civici 90 e 92 di via Beccaria. In via del Bosco e Catene ce n'è un'altra decina e poi altri appartamenti sono stati occupati senza titolo in via Correnti, della Rinascita e Don Orione. L'allarme per la recrudescenza di furti e scippi è comunque nazionale. La crisi va a braccetto con il crimine. I borseggi sono saliti da 113.000 nel 2009 a 165.000 nel 2013 e i furti in appartamento denunciati 4 anni fa erano pari a 149.000. Nel 2013 sono diventati 246.000.